Eccoci rientrati in studio con di sabato pomeriggio, ma adesso è la volta della seconda parte della rubrica Io canto per, rubrica del concorso, della vetrina, dello spazio per questi giovani fantastici scelti da Gianni Marsili con tanta cura. Tanta cura. Beh, tanta cura sì. Colgo l'occasione, prima che tu dai i risultati, di ricordare... No, non ho dato nemmeno ancora lo stop al televoto, figurati. Ah, ecco. Allora, no, volevo ricordare che questa, io ci tengo molto, è una vetrina. Certo. Non succede niente né per chi ha vinto né per chi ha perso, perché la sua carriera non è certo condizionata da questo evento. Quindi lo dico a voi e lo dico pure a tutti quelli che vorranno partecipare. Va bene? Questo mi sa era già molto chiaro, però noi lo ripetiamo sempre per le persone che sono a casa, perché da 80 cantanti ne diventeranno 40, da 40 poi 20, da 20 12, da 12 6, da 6 3 3, poi ne resterà uno. E quindi... non sapete quello che succederà a quell'uno. Quell'uno noi lo chiuderemo. Una tournée in Groenlandia, pensate. Il nostro imagination vedo un po' preoccupato. No? Allora su questo non preoccupato, diamo lo stop al televoto e al 342 62 75 717 stop. Il dato è tratto, come ha detto qualcuno. Chi ha dato ha dato. Chi ha avuto, scordiamoci un passato, si menava la paesà. Giusto sempre per ribadire che io vengo da Bolzano. Detto ciò, che poi mi dicono che faccio le battute che non fanno ridere, però io le faccio lo stesso, che devo fare. Adesso ti puoi sfogare, Gianni, puoi anche dire qua, perché tu ascolti le canzoni, però poi... Ascolto le canzoni e ancora peggio conosco un po' anche loro, perché parlo un po' al telefono. Diciamo che nasce un rapporto tra me e loro, no? Che è anche un po' professionale, un po' amichevole. Per esempio un aneddoto che voglio raccontare è quello di Martina. Martina io l'ho conosciuta perché mentre stavo mangiando una pizza alla manifestazione a Lungoltevere... Questo racconto lo conosco! A un certo punto sento una ragazza, una voce femminile che canta e cantava bene. Ma guarda come canta bene, pur essendo lì, era quasi per strada, diciamo, no? Al Tevere stiamo parlando della manifestazione lungo il Tevere Roma, che è lunga 3 chilometri e che questo signore organizza da 20 anni. Adesso sta diventando ventenne. E allora diciamo al chilometro 1,5 sì. Mangiavi una pizza, c'era anche il nostro caro Angelo Martini. C'era, ecco, Angelo, proprio io dissi, ma guarda come canta bene sta ragazza. Angelo, che è uno di spirito e di iniziativa, andò da lei e gli disse ma perché non vieni un attimo con noi? E così abbiamo parlato. E poi io e non c'era ancora in programma, io canto per... è stato tutto un divenire, perché è la verità. Io gli ho detto perché non canti, non provi a cantare seriamente, comunque dico è una cosa che aiuta alla tua età, eccetera, eccetera. Poi quando è nato questo progetto io l'ho chiamata e gli ho detto guarda, vieni... Ed eccola qua, è qui stasera. Quindi Martina l'abbiamo adescata così. Invece Imagination... Molto contenta di essere qua comunque. Sei contenta? Sì. E che bello, vedi, spontaneamente, non l'abbiamo nemmeno forzata per dire che è contenta. L'hai detto che ci credi veramente. Tu arrivi da Roma, chiaramente. Sì, Roma, tanto i giochi sono stati fatti, possiamo anche dire qualcosa in più. Invece Imagination da dove arrivi tu? Nel senso di... No, dove sei? Dove abito? Non lo so, se mi vuoi dire dove abiti, mi dici pure dove abiti, dove sei nato, dove risiedi e dove abiti, così. È una storia molto lunga. E vabbè, l'emigrante già l'ho fatto, però se tu me la racconti... Allora, io sono nato a Foggia nel 2004, dopodiché mi sono trasferito alla Mezzia Terme in Calabria. Successivamente... L'emigrante... Successivamente mi sono trasferito a Pietralata, a Roma. E mi ha portato qui il Cantagiro, in realtà. Cioè, quindi è un tramite giro... il Cantagiro. Come sei arrivato al Cantagiro? Cioè, che hai avuto un punteggio? Come è andato? Allora, io ho partecipato anni fa a un contest di Brescia. Da lì ho conosciuto una persona che mi ha detto di partecipare al Cantagiro. Ho capito, va bene.
Quindi hai fatto tutto un giro così, cioè tu lo sai che di tutti questi spostamenti che hai fatto, lo spostamento che è più lungo è quello da Pietralata a qua, perché per arrivare da Pietralata alla Boccea ci vuole un giorno e mezzo, per andare a Reggio Calabria fai prima. Quindi insomma arrivi da Roma, oramai sei romano? Sì, sì. Ok. Ma romano proprio no. Beh, insomma un po' Magari. ad adozione. Ma sai, romano a Roma... Non esiste nessuno. Credo che sia... Chi più di me lo sa. Col programma che faccio l'emigrante ho conosciuto più persone che vivono a Roma che no. Io sono nato a Piazza Bologna, perciò... Però pure tu hai origini. Origini. Quello contano un po' le origini poi alla fine. Vabbè. Invece la nostra May, Giorgia, da dove arrivi? Dai Castelli Romani, Vedi, da lei ha Velletri. fatto un po' più strada, insomma. Dai Castelli. Ma i Castelli, quale castello? Velletri. Ah, Velletri? Sì. Ah. Come Vabbè, sei vino arrivata buono, qui? Come sei... Macchina, In con i macchina. genitori. Vai per grotte, no? Ci sono le grottine che vendono il vino. Almeno. Emozionata? Sì, sì. Come mai hai scelto questo brano che hai portato? Escape Room? Perché Escape poi... Room è un mio inedito, l'ho scritto io insieme al mio produttore. E parla di una relazione difficile, in pratica. Sì. È anche soffocante un po' perché questa Sì, questa apposta. room, questa stanza che ti in qualche Sì, modo non ti fa Escape Room uscire. è scelto apposta come nome, sì. Giorgia, tu sei cantautrice? Ho Sì, capito sì. bene, no? Sì. Vero, mi risultava infatti. È interessante, però, vabbè, io non mi stancherò mai di dirlo. Perché l'inglese? Anche se devo dire però, a tua difesa lo dico, tu hai una composizione, a dire europea, è minimale. Hai un modo di scrivere che è internazionale, questo te lo confesso. Tant'è vero che viene anche il dubbio che il brano possa essere fatto da una ragazza o una compositrice italiana. O hai ascoltato molto, diciamo, la musica internazionale e quindi poi è chiaro che rimane più facile. Però la canti pure in quel modo lì, quindi è tutto credibile. Se vogliamo essere un po' critici, poi, come hai fatto un minuto fa, devi raccontare il brano, perché quello che non dobbiamo dimenticare, non ci possiamo permettere di dimenticare, è che tutti parliamo inglese quello che usiamo noi, che non è né inglese né americano, perché... E la verità è che pochi poi capiscono effettivamente, capito? Hanno la Sì, ma io fortuna. infatti racconto sempre di cosa parla il brano anche per far capire meglio alle Esatto. persone. E nella canzone c'è anche un intro in italiano, tra l'altro. E quello che tu dicevi, perdonami se ti interrompo, io ascoltando le canzoni, chiaramente facciamo un passamano tra me e te, quando mi sono arrivati i brani ho avuto, dico fammi andare a vedere questo brano, pensavo fosse una cover, Certo, vi dico la verità, certo. perché mi ha dato anche a me questa Lo prendo idea. come un complimento, però. No, è un brano che complimento, potrebbe, io ho prodotto nell'altra vita Amy Stewart per esempio, no? E lo potrebbe cantare lei quel brano con la sua diciamo, voce e col suo modo di essere. Ragazzi, qua un applauso ci vuole, non so. Ci vuole un applauso perché... Tanti voti già sono fatti. No, ho già cioè, fatto tutto, appena mi facciamo chiamano danni, io non so, facciamo. già... Però una cosa, io mi auguro che tu ritorni, sia per diritto che per... sai che si può tornare. Che per dovere. E se ritorni io ti invito a portare un brano in italiano, se puoi. Se puoi. Devi fare una forzatura. Chiunque può tornare, sia ben chiaro. Invece andiamo dal nostro Luca Virone. Io ti chiamo nostro perché ti sento Eccoci. di casa, anche perché io faccio un gruppetto su WhatsApp per interagire con i ragazzi prima di arrivare qui e devo dire che lui ha tenuto un po' in armonia il gruppo. Sì, sono quello più caciarone. capito? In effetti sì. Vabbè, mi piace portare allegria, felicità, spensieratezza. Trovo che in questo momento particolare manchino e quindi il principio cardine è la felicità prima di tutto. Lui è da musical. È quello che ho scritto Ce lo mentre siamo cantava, scritti mentre sì, tu sì. cantavi, ci siamo scritti poi mi ha fatto vedere la Io se fossi in te non perderei tempo in quello che viene volgarmente detta musica leggera o pop, come la vogliamo definire. E io se fossi in te andrei ai casting di quelle che sono le commedie musicali in italiano o i musical come meglio vuoi. E tu hai, a parte la voce, e quello c'è, se io dovessi produrre un musical o una commedia, sicuramente avrei un personaggio per te e la voce c'è. Il fisico è di un personaggio che va scritto per te, perché non è che puoi fare
E poi la voce, il personaggio, ed hai la mimica. Cioè tu, mentre cantavi, recitavi il brano, e quello non è che ce l'hanno tutti, perché molti stanno davanti al microfono, la maggior parte, e si preoccupa di cantare, di impostare la voce, di essere accattivante. Tu invece recitavi il brano, e questa non so se è una dote innata o hai studiato, però ce l'hai. Quindi non perdere tempo in quella che è il mondo della canzone, capito? Vai subito, immediatamente a meta. Sì, vai. Proponiti ai teatri. Esatto. Anche perché c'è tanto lavoro, Sì. Guarda, Anche immediato, non secondo è che me. uno deve fermarsi a guardare i grandi musical, che poi tutti questi grandi musical ce ne stanno 1 o 2 in Italia, Esatto. Si ripetono un po', Notre no? Dame, eccetera. C'è sta anche una realtà che fanno le belle tournée, i bei teatri, e ti possono dare un futuro interessante. Esatto. Grazie mille del consiglio. Dai, Io... fattura o ricevuta? Come? Fattura o ricevuta? Facciamo Opera di fattura. bene. Dai, No, io tranquillo. apprezzo sempre i consigli perché fanno parte del bagaglio culturale poi Certo. della persona. Mi sono scoperto un po' così, ho studiato, non lo nego, però effettivamente il mio mondo è il musical e quindi sto cercando di inseguire questa strada facendo provine, audizioni e un giorno lavorando raccoglierò i soldi e il duro lavoro e la gratificazione di quello che faccio perché piaccio e piacerò alla gente, insomma. Dal tuo accento non ti sento romano, di dove sei? Allora, la mia vita in realtà è un casino, perché Ecco. io sono nato a Taormina. Siamo in 2. Esatto, però ho vissuto 30 anni all'incirca, anno più anno meno, a Torino e da 2 anni e mezzo sono a Roma. Quindi a 32 anni. E un po' di più. No, perché hai detto ho vissuto No, va fino bene, a ho 30. 28, dai, facciamo così. Ecco. Però l'anagrafe ne ha un po' di più. Vabbè, 28 sei in piena Giovanissimo, attività, 39. quindi Esatto. va bene. Va bene, va bene. Ma E tu quindi, sei un cantautore anche? diciamo di sì e no, nel senso che ho pubblicato qualche anno fa 2 brani in collaborazione con Luca Sala che si intitolano Io vinco sempre e poi mi innamoro, che trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. È uscito un brano attuale che si chiama Linotype e basta. Prossimi progetti futuri saranno, spero, di portare avanti nuovi singoli e nuovi spettacoli, insomma. Io ho già i risultati, li direi in modo che poi dopo possiamo andare avanti anche con una chiacchiera Sì, oltre poi il voto, altrimenti... li commentiamo insieme a loro. Esatto, e allora, al quarto posto con 162 voti e punti, 162 voti, Luca Virone. Applauso! Al terzo posto con 240 voti, May. Al secondo posto con 512 voti, sembra fatto apposta pure per come l'abbiamo messi seduti, Imagination. 500? 512, tanto sono qui. No, va bene. Martina, prima classificata, ma ripeto, lo diciamo un'altra volta che non significa Vabbè, niente. però perché- facciamoglielo godere sto Certo, momento, ho capito, però lo voglio dire perché, insomma, no? Facciamoglielo gode, te lo puoi gode. Al primo posto Martina Quanti? con 615 voti. Vedi Martina, è il caso, vedi, ci si potrebbe girare un film, magari un telefilm. Sedetevi, ragazzi. Dalla strada al primo posto. Dalla strada, dalla strada nel senso buono, dai. Dalla strada, dalla pizzeria, va, Dalla così pizzeria, è più sì, morbido. è più giusto. Dalla pizzeria a Cusano Italia TV, no? Primo posto, quindi non ti cambia la vita, eh? Domani devi tornare a scuola, non so, a lavorare, quello che fai lo rifai pure domani. No, assolutamente sì, però sono contenta. Adesso ci godiamo 5 minuti.
di felicità. gloria. Esatto. Invece il piano B tuo qual è? Perché abbiamo qualche altro minuto a disposizione prima della fine. Allora, io studio comunicazione e marketing all'università, quindi spero anche di riuscire a inserirmi, diciamo, in quell'ambito. Adesso non so precisamente cosa al 100%, però comunque il piano B c'è. Cioè, invece il piano B di Imagination? Ho varie passioni, però io sono dell'idea che il piano B, anche perché questa è una cosa, diciamo, psicologica, diminuisce la percentuale di riuscire con il primo. Dici? Quindi io punto tutto Certo. su, io voglio fare questo. Cioè, ok, mi piacerebbe fare magari anche altre cose, ma io voglio fare questo. Va bene, noi te lo auguriamo. Io non voglio con fare tutto Bene, il nient'altro cuore. che perché questo. scrivi bene a livello autorale, come diciamo la parte letterale, sei molto bravo. Se voglio un consiglio, sai dov'è che difetti come tutti? Che cantate tutti su una base. È sempre quella, non cambia, cambiate qualche suono, ci mettete una piccola sinte sopra e poi però il testo, che è la parte vostra importante, è quello che vi fa la differenza. Ora, io che cosa vi chiedo? Forse non siete voi i musicisti che producono con voi, però il musicista dovrebbe metterci un pizzico di fantasia in più, pure per rendervi più riconoscibili, capito? La tua base la può cantare chiunque. Questo è un po' quello che succede oggi. La differenza è che tu ci hai messo un testo interessante, capito? Oh, poi tu abiti a Pietralata, lo sai cosa significa? Sì, i racconti dei Pasolini, ce n'hai di cose Più o nel tuo meno, mondo so da che è il descrivere. quartiere degli artisti. Sì, degli artisti. Il piano B di May? Io studio graphic design all'Accademia, quindi punto a quello anche. Ottimo, invece il piano B del... Piano B mio dal 2009 sono infermiere, quindi vado Ma avanti sai che sulla... io ti ci vedo bene, però. Vero? Sì, perché mi fondi fiducia, no? Cioè, fai simpatia. Quindi, secondo me, per una persona che non sta bene, vedere un viso come il Tanto tuo. non Ma facciamo guarda purtroppo reclama a nessuno, che ospedale stai? Spallanzani. Dove? insomma, pure... Spallanzani. Vedi. Ditemi esatto, sempre quindi. coi tempi come Ecco, siamo, perché... qui non possiamo dare consigli degli acquisti dicendo andate allo Spallanzani. Quello mai, per carità, però sai che c'è, vedere una faccia simpatica, Come no? ma sai che secondo me fare poi l'infermiere è una delle professioni secondo me più delicate, più importanti, Certo. addirittura forse più del medico, perché ha quel contatto Più continuo. esatto col malato, Il medico passa, anche se fa. adesso non esistono più queste degenze lunghe, soprattutto ti mandano a casa subito, Beh, diciamo che... ti operano e ti mandano via. Ma tu la mattina Però- quando entri in corsia? Cioè, quei pattini direttamente. Amami Alfredo, certo, come me. Certo, faccio così, butto... Esatto. Quello. No, scherzi a parte. La medicina è in continua evoluzione, quindi meno male che sono diminuiti i tempi di degenza, ma è un piacere ed è bello lavorare in questo ambito. Molto, insomma, questo ragazzo, Spallanzani io ho non è detto poco. che già dalle... Molti chiedono l'autografo. quando Voi lo vieni. sapete Visto. che voi due potete tornare, no? Potete in Assolutamente qualche yes. modo, come dire, scrivere un'altra volta e partecipare fino a che non facciamo questa prima fase. Poi una volta che saremo arrivati alla seconda fase, lì no, chi è arrivato a quella fase lì non c'è Poi, possibilità. noi vi aspettiamo, allora Va bene. i primi 2 vengono per diritto nei 40. Esatto. Voi basta che passa un mese, mi dovete solo cambiare il brano per far vedere che in qualche modo, no? Ecco. E noi vi aspettiamo veramente con piacere perché meritate. Tu sei pronto per la settimana prossima? Hai già scelto nel... Che canto io? No, Così. stai già scegliendo attraverso... Sai che quando io canto no, nelle serate, qualcuno dice ma sei stonato? Dico apposta ho fatto il produttore perché se potevo facevo io Facevo il il cantante. cantante. No? Conosco qualcuno che è più suonato di te, c'è una persona Sì. che sa suonare dall'inizio alla fine, poi te la presento. vabbè. Una bellissima ragazza che La dalla fine- produciamo. la produciamo. Io però devo fare un piccolo giochino che oramai diciamo, deve diventare consuetudine. Siccome abbiamo il nostro maestro Alex Parravano, che ha un nome un po' particolare che non tutti riescono a dire, allora partendo da Luca devi dire al microfono Alex Parravano. Vediamo come esce. Spero di dirlo bene. Vai. Alex Parravano. E vai. May. Alex Parravano. E vai. Alex Parravano. Vediamo Martina.
Alex Parravano. E vai! Ricordatevelo questo nome, perché Comunque mi hanno scritto, Che ti hanno detto? mi hanno detto, dice, posso farlo anche io questa cosa? Hai visto? Tu dicevi, questo nome mio è così difficile, non riesce a Mi dirlo rimangio nessuno. tutto. Hai visto? Quanto tempo abbiamo ancora in modo che sappiamo come stiamo 48. messi? Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi Gianni, a questi ragazzi puoi chiedere tutto quello che vuoi. Abbiamo 4 minuti perché siamo 3 minuti entrati, servono a no? me. Ormai insomma ci siamo detti abbastanza. Ci siamo ecco. detti, non gli vuoi dire più niente. Andiamo. No, A chi vi io siete ispirati? Posso dire, io sai, il manager purtroppo acquisisce anche delle doti da psicologo. Adesso sto facendo un po' troppo, Sì. però la verità è che vivere a fianco a un artista, che comunque chi fa l'artista è una personalità abbastanza complessa, no? Certo. Basti pensare, io l'ho sempre pensato, al coraggio di quando si apre un sipario davanti a 1000 o a 5000 e adesso addirittura anche davanti a 30.000 persone, il coraggio di esporsi, no? E quello già bisogna avere qualcosa dentro, perché È non peggio tutti, davanti a 4. non tutti. Io ho conosciuto personaggi. Chi è stato il personaggio che ha gestito... Gestito non mi piace. Con cui ho collaborato. Che hai curato? Che hai curato? Curato lo dice lui. E ho collaborato. Bucamarice, l'hai gestito Collaborato, io collaboro. Con cui hai collaborato? Sì. Che Quale? insomma, dico, tra i personaggi con cui hai collaborato, che è stato un po' più difficile da gestire in qualche modo? Renato Zero ha la sua personalità, poi la verità è che poi lui curava me, nel senso che Renato è un personaggio così forte. Io ho sempre detto che lui è il più grande manager che c'è in Italia. Perché è veramente... Manager di se stesso, sì, dici? Sì, poi quando gli faccio i complimenti dico che è l'Anna Magnani della canzone. Insomma. Perché lui ha questa proprietà di essere mamma Roma, no? E quindi questo è. Renato è uno dei più complessi. Teatrale, appunto, che più di lui. Sì. Anche quando dice solamente venite a vedere un mio spettacolo, ha un modo di fare che insomma non è facile, cioè quello non lo puoi imparare, o ce l'hai o non ce l'hai. Invece siccome abbiamo proprio poco tempo, poi mi rubo io 3 minuti per fare la sigla. A chi vi siete, cioè chi è il vostro mentore in qualche modo per la musica? È una bella domanda, brava. Veloce però. Allora, per il brano scelto e portato io ho scelto Arisa proprio per un motivo, anche perché è stata la prima canzone con cui mi sono esibita davanti a un pubblico, quindi l'ho voluta riportare insomma oggi. Invece No Imagination? L'artista a cui l'artista che mi dà più influenza, che rispecchia molto le mie idee, i miei canoni, comunque si sposa molto con il mio concetto, è Night. Giustamente sono giovani, hanno il loro mondo, certo. Per me, riguardo allo stile e anche un po' a quello che dice Billie Eilish. Ecco, e invece tu? Io sono un po' più datato e Renato Zero sicuramente, come si diceva prima, e poi nel mondo del musical Vittorio Matteucci, ovvero Frollo in Notre Dame. E come no, bella voce importante. E invece al nostro maestro Alex Parravano, a chi si è ispirato? Vabbè, anche lui ha avuto un inizio, per no? forza. Ho avuto un inizio sicuramente. Beh, a tutti i cantautori del secolo scorso, se vogliamo, che oggi sono un pochino del secolo scorso, quindi, e quindi Battisti, Enrico che suona, sua moglie fa il coro. canzoni suonate, meravigliosa. Sai, questa Grazie. canzone, diciamo, io ero il manager di Morandi. Sì, Questa mi canzone prendo è il tuo stata microfono. fatta Sì. con Mogol, è nata in uno studio televisivo di Porta Carlo Magno a Milano. Mogol era l'autore di una trasmissione televisiva che si chiamava Tutti Insieme. Ottimo, questa canzone è Nacque meravigliosa. questo progetto e contemporaneamente è nata la Nazionale Italiana Calcio. E c'è anche Aldo Donati da ricordare per questa Donati canzone. alle musiche, Le e il musiche, testo è di mi Mogol. piace sempre ricordare tutti. Grazie ragazzi per essere stati qui, grazie. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 15 con Di Sabato Pomeriggio. Adesso andiamo con Sabato Italiano, a sabato prossimo. Questo stato non è santo denaro, poi mezzo sembra essere santo. Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala
con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici. Abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario. Il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è una variabile che